Possiamo anche dire no pedemontana, no autostrada, eccetera, però dobbiamo fare come in Mennonite, allora dobbiamo capire chi dice no che vada a cavallo. La questione pedemontana, oltre ad infiammare il clima politico veneto con Lega e 5 Stelle su posizioni sempre più lontane, coinvolge direttamente il mondo produttivo, con industriali ed artigiani allarmati da un possibile stop ai lavori dopo le ultime precisazioni del ministro pentastellato Toninelli, che ha sottolineato di non avere non solo mai dato alcun avvallo alla pedemontana, ma di nutrire forti preoccupazioni sulla sostenibilità finanziaria dell'opera. Ma la pedemontana, sostengono le categorie economiche, a partire da Assindustria Veneto Centro, è un'opera strategica per mantenere la competitività dell'area più produttiva del paese. Noi abbiamo bisogno delle strade, anche a me non piace mica vedere il territorio devastato, eccetera. Però allora invece dei treni facciamo i trenini del Bernina e andiamo a cavallo e qualcuno ci manterrà. Cosa volete che vi dica? Qui la pedemontana noi ne abbiamo bisogno di un terreno, di un territorio connesso, una grande area metropolitana, non si misura in chilometri, ma si misura in tempo di percorrenza. Allora fate i conti e vediamo qual è l'area metropolitana che vogliamo. Sulla stessa lunghezza d'onda gli artigiani, con Confartigianato della marca trevigiana, che considera l'eventuale stop ai lavori un danno per l'intero sistema paese. Il ministro Toninelli più alla larga che sta da questi temi meglio è, anche se è il ministro competente, perché credo che sulla pedemontana si sia detto di tutto di più e l'unica cosa oggi che rimane da dire è che quell'opera va finita, perché stiamo parlando di un'area, quella pedemontana, che è tra le più competitive e produttive del mondo. E credo che se è così abbia anche diritto ad avere delle infrastrutture diciamo adeguate. Quindi rimettere sempre in discussione le opere credo sia dannoso non solo per noi ma per tutto il sistema paese.